Bentornati amici di Un Sorriso in Più Family, sono sempre io Angelica, la vostra lettrice. Oggi, prima di leggere il nostro racconto abituale, ho deciso di proporvi una filastrocca che ho trovato e che mi è piaciuta molto, proprio sulla primavera. Filastrocca di primavera. Più lungo è il giorno, più dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta spunterà la prima violetta. Oh, prima viola fresca e nuova, beato il primo che ti trova. Il tuo profumo gli dirà, la primavera è giunta, è qua. Gli altri signori non lo sanno e ancora in inverno si crederanno. Magari persone di riguardo, ma il loro calendario va in ritardo. Spero vi sia piaciuta perché mi hanno ispirato il bel tempo degli ultimi giorni, ecco. E adesso passiamo alla lettura del nostro breve racconto che oggi si intitola Il segreto della felicità. Un giovane domanda al più saggio di tutti gli uomini il segreto della felicità. Il saggio suggerì al giovane di fare un giro per il suo palazzo e di tornare dopo 2 ore. Solo ti chiedo un favore, concluse il saggio, consegnandogli un cucchiaino su cui versò 2 gocce d'olio. Mentre cammini, porta questo cucchiaino senza però versare l'olio. Dopo 2 ore il giovane tornò e il saggio gli chiese: Hai visto gli arazzi della mia bella sala da pranzo? Hai visto i magnifici giardini? Hai notato le belle pergamene? Il giovane, vergognandosi, confessò di non aver visto niente, perché la sua unica preoccupazione era stata quella di non versare le gocce d'olio. Torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo, gli disse il saggio. Il giovane prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare, ma questa volta osservò tutte le opere d'arte. Notò i giardini, le montagne e anche i fiori. Tornò dal saggio e gli riferì tutti i particolari di quello che aveva visto. Ma dove sono le 2 gocce d'olio che ti ho dato? Domandò il saggio. Guardando il cucchiaino, il ragazzo si accorse di averle versate. Ebbene, questo è l'unico consiglio che ho da darti, concluse il saggio. Il segreto della felicità consiste nel guardare tutte le meraviglie del mondo senza mai dimenticare le 2 gocce d'olio nel cucchiaino. Spero vi sia piaciuta anche oggi e spero che magari riusciate a fare tesoro di questo segreto per la felicità. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!